Amici di FVG Sport Channel, ben ritrovati a Sport Life, la nostra trasmissione, il nostro appuntamento del fine settimana in cui spieghiamo, andiamo a vedere tutti gli appuntamenti, tutte le partite, tutti gli eventi che seguiremo qui dalla nostra emittente, gli eventi soprattutto live, ma anche tutti gli impegni delle formazioni del Friuli Venezia Giulia sui parquet della pallavolo e della pallacanestro. Per parlarne quest'oggi è venuta qui a trovarci in trasmissione e ringrazio e la saluto Margherita Mascherini. Ciao! Ciao! Margherita Mascherini che gioca opposto nell'Atomat. Esatto, detto giusto? Allora, opposto, Atomat, giovanissima. Tra un attimo, Margherita, parleremo soprattutto di te, della tua esperienza qui in Friuli. Però prima la domanda è d'obbligo. Tu sei di Novi Ligure, sei arrivata a Udine, ma com'è che sei spiegaci tutto questo giro che ti ha portato fino in Friuli. Allora, io ho giocato sempre in Piemonte, sono passata dalla mia società di provenienza, che è quella di Novi Ligure appunto, ad Asti, dove sono stata per 3 anni, e poi ho nuovamente cambiato, sono andata a Pinerolo, e quest'anno ho avuto la possibilità di cambiare aria completamente e ho deciso di sfruttarla e sono venuta qua. Insomma, sarà contento coach Mannucci che ti vede, ti ha la possibilità di... però non hai mai giocato opposto, oppure sì? Io sì, sono sempre stato opposto. Ok, e per vocazione proprio, quindi il tuo ruolo? Ma attaccante principalmente, sì. Li ho passati tutti, da centrale quando ero bambina a banda fino all'opposto. E niente, ora sono qua. Andando a cercare un po' di informazioni, abbiamo chiesto anche a Simonetta Agostinelli piuttosto che a Franco Rossato, in realtà tu hai una carriera anche a livello giovanile molto importante, no? Perché sappiamo che hai fatto finali nazionali, insomma hai avuto modo di... Sì, io ho avuto la fortuna di fare 4 finali nazionali in tutti e 3 gli anni di Asti, che sono state sicuramente le esperienze più belle che abbia mai fatto. Infatti a qualsiasi giocatore consiglio i giovanili. E sono stata... Consigli giovanili a Asti oppure no, consigli giovanili in generale, okay. Ovunque si possano fare i nazionali, ecco. Sono stata a Roma con l'Under 16, poi sono stata in Val Camonica, a San Donà e a Potenza con l'Under 18. Quindi insomma hai girato l'Italia e ti sei presa delle belle soddisfazioni. Quest'anno che tipo di soddisfazioni pensi di poter raccogliere con l'Atomat? Quest'anno secondo me siamo una buonissima squadra, siamo giovani, quindi avremo la possibilità di migliorare, abbiamo un margine di miglioramento molto ampio, a parer mio, e spero di poter togliermi tutte le soddisfazioni possibili. Vorrei che fosse un anno bello per me e per la squadra. Novi Ligure, tu vieni da Novi Ligure, che è una terra di sportivi, insomma, anche importanti, no? Non li citiamo tutti, ce n'è tanti. Tu sei una di quelli, ma come hai iniziato a giocare a pallavolo? Cosa ti ha spinto a entrare? Ma mio papà giocava a pallavolo, anche lui è arrivato in Serie B1, sempre stato però a Novi. E io ho cominciato quindi fin da piccola a tenere il pallone in mano con lui ed conoscevo il mondo della palestra, ecco. E da lì ho iniziato, ho avuto la fortuna di avere un allenatore nella giovanile che ha creduto in me e quindi poi sono stata vista e ho provato. Quindi sono buon sangue al momento, si dice in questi casi. Esatto. Figlia d'arte, ti hanno sempre spinto, ti hanno dato anche qualche aiuto, magari in famiglia, con gli studi, anche come hai conciliato? Conciliare gli studi è stato difficile, quello sicuramente. I miei genitori sono stati sempre molto bravi ad appoggiarmi, non mi hanno mai spinto a fare qualcosa che non volessi fare, mi hanno sempre detto tu prova e al massimo torni indietro. E io ho provato e non sono mai tornata indietro, quindi finora è andata bene. Siccome sei arrivata in Friuli, quindi sei partita, sei arrivata in Friuli, a Udine, a questo punto il tuo obiettivo qui a Udine qual è per quest'anno? Il tuo personale, non parlo di obiettivo di squadra, il tuo obiettivo personale? Il mio obiettivo personale è crescere tanto. Io vorrei farmi conoscere anche da questa parte d'Italia. Vorrei che alla fine dell'anno il nome di Mascherini comunque sia un nome conosciuto dalle altre società, in modo poi da poter arrivare alla fine ed essere soddisfatta. Te lo auguriamo ovviamente, noi faremo il possibile qui al FVG Sport Channel per fare in modo di far vedere le partite di Mascherina il più possibile anche al di fuori del Friuli Venezia Giulia, lo faremo anche con la web tv. A proposito, sabato sera giocate con la Isuzu Verona, partita insidiosa. Intanto, prima di parlare di Verona, le partite precedenti
come sono andate, come hai giocato tu soprattutto? Allora, noi abbiamo giocato la prima partita contro una formazione sicuramente molto forte, la Baccheri Piacenza, e una partita che abbiamo perso, ma secondo me a testa alta, nel senso che nonostante il risultato abbiamo affrontato la partita bene. E poi abbiamo giocato la seconda a San Giorgio contro Montale, che invece abbiamo vinto, e siamo state squadra. Quella secondo me è una delle partite da ricordare, da portare come esempio. Io ho giocato quella partita come banda, anche se sono opposto, ed è stata una prova difficile per quanto mi riguarda, perché è un ruolo molto diverso, però abbiamo vinto, quindi insomma non si può dire sia andata male. Siccome so che a coach Mannucci piacciono anche gli esperimenti, proprio a San Giorgio i telespettatori di FVG Sport Channel hanno visto la partita e in serie di commento abbiamo detto no, Mascherini sta giocando dall'altra parte del campo. Come ti sei trovata lì? Come è andata? È andata meglio di quanto pensassi. Il mio problema in quel ruolo non è tanto l'attacco quanto la ricezione, che l'opposto non è tenuto ad affrontare e che io non ho mai affrontato in effetti. Però non è andata male. Sicuramente la squadra che avevamo incontrato la settimana precedente, la Baccheri Piacenza, batteva molto più forte senza togliere nulla a Montale, e quindi mi sarei trovata più in difficoltà. Però in quell'occasione è andata bene. Insomma, è un esperimento che si può ripetere secondo te? Magari Mannucci prende 2 appunti. Non lo so, io lascio a Mannucci la decisione, perché Però, è una decisione difficile. fa di capire che tu opposto sei e opposto vuoi rimanere. Io opposto sono, opposto voglio rimanere, ma sono apertissima a nuovi esperimenti. Libero? No, però. No, libero non è proprio il mio ruolo. Okay. Credo che l'abbiano capito ormai quasi tutti. Certamente. Allora parliamo di questa partita sabato sera, Pallasport Benedetti a Udine, Atomat Udine contro Isuzu Verona. Sai già qualcosa delle prossime avversarie? Personalmente non le ho mai incontrate e quindi non le conosco bene. So che sono una squadra forte, che anche l'anno scorso puntavano ai playoff, poi mi sembra non li abbiano raggiunti, ma comunque una buona squadra. E le partite precedenti so che le hanno perse, credo abbiano perso tutte e 3 le partite, ma comunque noi affrontiamo una formazione forte, questo è sicuro, e quindi ci stiamo preparando ad affrontare delle giocatrici importanti. Arrivando a Udine, avevi qualche aspettativa particolare, non parlando proprio dell'aspetto sportivo, ma proprio in generale, sulla città, sui tifosi, sull'ambiente? E una volta arrivata qui, dopo sei qui da 3 mesi circa, sì. Qual è il risultato? Ma allora, la città mi piace tantissimo, posso solo parlarne bene, molto bella. Per quanto riguarda la tifoseria, a me piace, come a tutti i giocatori, che credo, avere una tifoseria importante. Credo che ci si possa lavorare ancora un po' qui a Udine, ma i nostri tifosi personali ci sono e si sono sempre fatti sentire già da queste partite. Nella partita con Verona, cioè, almeno in questi giorni, coach Mannucci su cosa ha puntato, o meglio, qualche dettaglio tecnico piuttosto che tattico, piuttosto che motivazionale? Ma allora, motivazionale sicuramente dobbiamo cercare di ripetere quello fatto contro Montale, quindi il cercare di essere unite e di aiutarci a vicenda, perché è stato il nostro punto di forza e deve continuare ad esserlo. E per quanto riguarda la tattica, cercheremo di giocare bene a muro e in battuta, questo sicuramente. Ok. Tra un attimo facciamo una piccola pausa di metà trasmissione, però io ho ancora una curiosità per Margherita. Conoscevi già Mannucci o il coach prima di arrivare qui, oppure è stata una sorpresa? Di persona non lo conoscevo, solo di sentito dire. E conoscevi qualcuna delle tue attuali compagne? Il libro, Elisa Cardani, che anche lei è piemontese. Sì. Ci siamo allenate insieme per alcuni mesi ad Asti, nell'ultimo mio anno, e sono contenta di averla ritrovata qua, perché è una ragazza che sicuramente aiuta tanto. Sono contenta. Sono molto d'accordo con te. Elisa Cardani, uno dei valori aggiunti di questa formazione dell'Atomat Udine, assieme anche a Margherita. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi torniamo subito dopo per andare a vedere cosa succederà nel weekend sportivo in Friuli Venezia Giulia.
6 gennaio 1995 rinasce il mito dei Piombi a Udine, il locale dove trovi tutto quello che cerchi per passare una serata all'altezza delle tue aspettative. Nato come autentica birreria, i Piombi ha saputo modificarsi nel tempo per riuscire a soddisfare le mutate esigenze dei suoi frequentatori, dalle carni alle deliziose tagliate, dalla bruschetteria alla pizza, dal baby menù alle più svariate idee di insalate, senza dimenticare le paste della settimana, per chi decide di passare all'interno delle vecchie carceri del castello di Via Manin la sua pausa pranzo quotidiana. Birra e tanta voglia di divertirsi, i Piombi sono sempre aperti. È nato in Friuli Venezia Giulia un network di cliniche dentistiche low cost ma di alta qualità che ha rivoluzionato il mondo dell'odontoiatria italiana. Progetto Dentale Apollonia, una struttura odontoiatrica con tariffe contenute che mantiene un'elevata qualità del servizio e che risponde sempre sulle prestazioni eseguite. Progetto Dentale Apollonia è a Gemona del Friuli, Udine, Villotta di Chions e a Ronchi dei Legionari. Con Progetto Dentale Apollonia la salute dentale è ora accessibile a tutti. Seconda parte di Sport Life con Margherita Mascherini dell'Atomat Udine, l'opposto dell'Atomat Udine che sabato sera giocherà contro la Isuzu Verona nel campionato di B1 femminile di pallavolo. Stiamo per andare a vedere cosa succederà nel weekend, però io vorrei restare ancora un po' sull'ambiente Atomat, perché in spogliatoio, chi è il leader in spogliatoio? Chi è quella che trascina il gruppo? Questa è una domanda difficile, devo ammettere che è una domanda difficile. Abbiamo tutti, credo, caratteri non proprio da trascinatrici, non c'è un vero e proprio leader, o perlomeno lo dobbiamo ancora trovare. Sicuramente posso recitare Cardani, che ha una personalità forte e cerca di aiutare in campo e fuori, in tutte e due le situazioni. E il capitano sicuramente Stefania Papa mette il suo anche in questo senso, e poi non lo so, io in prima persona ci provo, poi tutte credo facciamo questo. Sei ancora giovanissima, perché sei classe 90, possiamo dirlo? Sì. Classe 94, quindi non hai ancora compiuto 20 anni in realtà. Sì. Però hai già esperienza, perché insomma a livello di finali nazionali, giovanili, insomma ne hai vissute. Il livello della B2, del girone B di quest'anno, come ti pare? Ti ci trovi bene? Allora, a me avevano detto che negli anni passati il girone B aveva avuto un livello leggermente più basso rispetto al girone A. Forse sei arrivato tu quest'anno, quindi sei alzato. Esatto, no, assolutamente non è per il mio arrivo. Invece già da un paio d'anni che sono sullo stesso livello, se non addirittura qualcosa in più il girone B. Ho incontrato solo 3 squadre, quindi sinceramente non lo posso sapere, però tutte e 3 le formazioni sono state 3 formazioni forti, quindi un buon livello. Eccoti lì, guarda, nella grafica c'è scritto proprio opposto, Atomat Udine. Vedremo che secondo me, conoscendo Mannucci, quella parola opposto lì alla fine dell'anno potrebbe essere quella definitiva, ma vediamo cosa andrà a succedere. Tra le tue compagne il feeling immagino sia buono, ce n'è qualcuno con cui vai particolarmente d'accordo, che, a parte Cardani, che insomma per vari motivi? Mi trovo molto bene con le mie coinquiline, ho avuto la fortuna, perché non sempre succede così, e io divido la casa con il palleggiatore, il Naguidi, e l'altra banda opposto, Martina Lorenzon, e con loro passo sicuramente più tempo che con le altre, quindi posso dire loro 2. Te la senti di fare una sorta di piccola schedina con i risultati per quanto riguarda il girone B di B1 femminile? Se andiamo a vedere. Oppure... Non lo so, non conosco abbastanza le formazioni, io essendo mai stata in questo girone non vorrei dire cose sbagliate. Allora, però in realtà chiedo anche a Enrico in regia, che ringrazio tra l'altro per l'assistenza, dovremmo andare a prendere la B1 femminile, eccola qua, grazie, la quarta di andata. Vedete, le partite sono Citafiera Matignacco contro le Ali Padova, si gioca domenica alle ore 18 al Pala Ceccarelli di Cussignacco, e poi la Domovip Porcia sarà impegnata sabato sera a Modena contro la Liu Jo. Atomat Udine Isuzu Verona sabato alle 20:30 al Palasport Benedetti. Spiegaci un po' Atomat Udine Isuzu Verona, ne abbiamo parlato prima, ma come secondo te potrà evolvere la partita? Quali sono le insidie principali per voi e quali i vostri punti di forza da far valere? Secondo me noi dobbiamo fare attenzione a partire subito decise, è quello che ci penalizza solitamente, è il fatto di metterci un po' di tempo a carburare, a trovare un approccio giusto. Secondo me se iniziamo bene possiamo
possiamo mettere in difficoltà molte formazioni, tra cui anche questa squadra di Verona. E noi, secondo me, se noi battiamo bene e difendiamo, poi l'attacco viene da sé. Non credo che sia quello il nostro problema. Abbiamo bande da Sogni a Visentini ai centrali, tutte in grado di mettere giù la palla, quindi il problema, quello da fare è difendere e ricevere bene. Finora, tra le tue avversarie, quelle 4 squadre che avete incontrato, qual è la più forte che hai avuto? La Baccheri Piacenza, sicuramente. Loro sono una formazione che puntano in alto e che arriveranno probabilmente in alto. Sono una formazione molto forte che ha in squadra 2 ex Serie A, se non addirittura 3, ora non vorrei confondermi. E per me anche giocare contro una giocatrice come Secolo o Nicolini è stato un onore, credo, e quindi loro sicuramente sono i più forti che abbiamo incontrato. Ok, però bisogna batterle al ritorno. Sì, assolutamente. Questo è chiaro. Allora saremo, come detto, al Benedetti con le telecamere di FVG Sport Channel sabato sera alle 20:30, eccolo lì, Atomat Udine e Isuzu Verona. Non solo, perché FVG Sport Channel in diretta dà anche Fluid System 300 contro Falcon Star, che è la Serie C maschile di pallacanestro, mentre sabato alle 20:55, leggermente in ritardo rispetto a Atomat Isuzu, ci sarà il collegamento anche con Lecco per la divisione nazionale B maschile di basket tra Lecco e GSA APU Udine, che divide con voi il Palasport Benedetti. Sì. Quindi avete modo di seguire anche le loro partite GSA ogni tanto. Voi, i giocatori, voi andate a vedere basket? Io sono andata 2 volte, quindi non mi possono rimproverare di non esserci mai andata. Ok, quindi avremo Margherita nelle prossime puntate come commentatrice tecnica del basket. Assolutamente, sai tutto. so tutto. Perfetto, allora ti abbiamo ingaggiato seduta stante. Perfetto. Chiedo a Enrico di partire con le slide in modo tale che ci avviciniamo alla fine della puntata. Diamo gli appuntamenti, parliamo di basket, divisione nazionale A Gold, la sesta di andata: Brescia, Biella, Trento, Napoli, Torino, Capodorlando, Casale Monferrato contro Iesi, Trapani contro Pallacanestro Trieste, si gioca domenica alle 18, Verona Forlì, Ferentino Veroli e Barcellona Pozzolligotto Imola. Queste le partite della sesta d'andata della divisione nazionale A Gold. Vi ricordo che Trieste giocherà senza lo squalificato Ruzier. In divisione nazionale B, quindi slide successiva, grazie Enrico, Treviso-Milano, e la De Longhi attende l'Urania Milano domenica alle 18 al Palacicogna di Ponzano Veneto. Varese Orzinuovi, Rimini, Graffi Studio Spilimbergo, occhio alla formazione mosaicista in trasferta in Romagna, domenica alle ore 18 si gioca. Poi, l'abbiamo detto prima, Lecco GSA Udine sabato alle ore 21, Costa Volpino Friuladria Pordenone, e giocano domenica alle ore 18, e poi Legnano Montichiari e Lugo di Romagna contro San Giorgese. Margherita, tu oltre al volley sei appassionata di qualche sport? Mi piace seguirli, però proprio dire una passione, una grande conoscenza, no. Divisione nazionale C, grazie Enrico, con la slide successiva a quella che abbiamo visto prima, quindi eccola qua, la sesta di andata: San Vendemiano Bertinoro, Franco Robert Trieste contro Conegliano, si gioca sabato sera alle 20:30, Virtus Padova San Marino, Arzignano Oderzo, Bassano Firenze, Montebelluna Isogas Gorizia, con l'Isogas reduce da 3 vittorie consecutive, giocano sabato sera alle ore 21, e poi Bolzano Mestre chiude il programma della sesta di andata in divisione nazionale C. Slide successiva, andiamo a vedere la Serie C regionale, si gioca già la settima di andata. Fluid System 300 con Falcon Star, quindi venerdì in diretta su FVG Sport Channel, e poi Latte Casso, la Denska Val Trieste, il Michelaccio San Daniele, Lussetti Servolana, Trevisan Atisana, Nord Caravan Rorai, Ferroluce Romance Calligaris, occhio che la Ferroluce ha vinto il recupero contro la Radenska nella partita giocata mercoledì, Blue Service Fagagna contro Breg San Dorligo, Pontoni Monfalcone contro Credi Fiducia Vignano, Blue Energy Codroipo e Pinger Don Bosco Trieste, e Geoclima Fogliano contro Alimentare Gorizia, Derby Isontino che chiude il programma della settima di andata in Serie C maschile. Abbiamo anche la Serie A2 femminile di pallacanestro per concludere il discorso relativo al basket. Con la slide successiva capiremo che la Delser Udine ospita l'Alghero, mentre la Calligaris Trieste attende il Selargius. Vicenza Valmadrera è la terza partita del programma, mentre riposa la Quercia Ambiente Muggia. A 3 femminile, e chiudiamo il cerchio con il basket,
la Sistema Rosa Pordenone nella slide successiva è attesa, no, gioca in casa invece contro il Riva del Garda, si gioca al Forum di Pordenone, mentre Montecchio, Castel San Pietro, Treviso Sarcedo e San Bonifacio Alpo Verona, derby scaligero, sono le 4 partite della quinta di andata di A3 femminile di basket. Passiamo al volley e subito con il campionato che interessa direttamente Margherita. Cittafiera Martignaco, Leali Padova, si gioca domenica alle 18. Ata Trento, Bacca di Piacenza, Giugio Modena, Domovi Porcia, si gioca sabato alle 20:45. Brescia Montale Modena, San Lazzaro contro Bassano, Pavidea Piacenza contro Trentino Rosa e Atomatudine Isuzu Verona, sabato 20:30, Palasport Benedetti. Intanto pensa a un messaggio da dare ai tifosi per attirarli alla partita con Verona, te lo chiedo dopo, okay. Intanto pensa. Serie B2 femminile di pallavolo, girone D, la quarta di andata, le partite sono Belluno San Giorgina, Carinatese Treviso, Spacciocchiali Treviso, derby tutto della Marca, Argentaria Trento contro Volley Tre Venezia, Alimentaria Monfalcone di Zana Trento, Friultex Chions contro Service Med San Donà, Villorba Giorgione Treviso e la CDA Talmassons che ospita l'Occhiobello, si gioca domenica alle ore 18 al Palasport di Talmassons. B2 maschile, slide successiva, Eagles Mestrino Viteria 2000 Plata di Pordenone, Rovelli Rimini contro Valsugana Padova, Loreggia Padova contro Bellaria, Glomex Ravenna Piera Martellozzo Cordenons, Avex Bibbione Agora Venezia, Volley Treviso Casasserugo e Slogatabo Televita Trieste contro Cesena. Queste sono le partite che seguiremo e vi ricordo anche l'appuntamento con Mega Intersport sotto rete ogni mercoledì sera, condotto da Silvia Martini direttamente dal Cittafiera di Torreano di Martignaco. Stai pensando al messaggio? Sì, non mi è venuto niente di originale, ma ok. Hai ancora qualche secondo, Margherita? Andiamo avanti, maestro. Serie C femminile di pallavolo, C regionale. La sesta di andata, Banca di Udine Volley Bus contro Chieri Friuli, Astra Mobili Cordenons contro CSI Tercento, Farmaderbe Villadies contro Sant'Andrea Gorizia, Minerva Gorizia contro Royal Kennedy, MCF Rizzi Volley contro Troiani Maiano, Bulloneria Friulana contro Zenzero Cannella Trieste, Simagas Trieste contro Sel Fiume Veneto e chiude il programma Jalet Monlupino contro Est Volley Cormons. Ultima slide con il programma della Serie C maschile di regionale di pallavolo, Demar Prata contro VB Udine, Pittarello contro AP Motegliano, Zadrushna Banca Socia contro Pippoli Team Udine, Ferro Lemino Trieste contro Olimpia Gorizia, Ronchi San Giuseppe Buia contro Fincantieri e Arte Menù Gemona contro Villens Alta di Villa Vicentina. Siamo arrivati al momento in cui la telecamera è tutta per Margherita Mascherini. Okay. Adesso a te i telespettatori, Margherita, devi attirarli al Palasport Benedetti alle 20:30 sabato sera per la partita contro Verona. Allora, è sicuramente un modo diverso per passare un sabato sera ed è un modo molto bello. Noi giochiamo per divertirci e per far divertire, quindi più gente c'è e più persone facciamo divertire. Quindi venite e vi divertirete. Non è molto originale, però. No, beh, però sei una speakernata. Adesso mettiamo una firma sul contratto con Margherita, la teniamo qui a FVG Sport Channel. Perfetto. Sappiamo che abbiamo anche una slide con gli appuntamenti con la web TV. Abbiamo detto venerdì sera ore 20:30 Fluid System 300 contro Falconstalmo Falcone, Serie C regionale. Ci sarà Giambosio al microfono per raccontarvi questa partita molto molto interessante. Sabato Atomatudine contro Isuzu Verona e poi sempre su fvgsportchannel.com, Basket Lecco contro GSA APU Udine, la partita, il big match della divisione nazionale B. Siamo in chiusura, per cui abbiamo ancora una slide con i contatti a cui potete fare riferimento, il nostro sito web fvgsportchannel.com, oppure la nostra email, oppure i nostri profili sui social network Facebook e Twitter di FVG Sport Channel. Abbiamo chiuso per oggi, saluto sia i telespettatori di FVG Sport Channel sia quelli di Free che ci seguono sui 113, sul 189, sul 17 del digitale terrestre, siamo multimediali, hai visto, internet, tv, dovunque. E Margherita, in bocca al lupo. Crepi. Contiamo di riaverti ospite nelle prossime settimane, magari certo. Per continuare a commentare risultati positivi. Grazie. Assolutamente. E grazie a voi. E grazie a voi tutti, ci vediamo la prossima settimana sempre con Sport Live. Ciao a tutti.